Pronto? Buonasera, mi scusi, parlo con Tony Marciano? Sono il segretario, sono Mario, buonasera. Buonasera. Senta, io ho bisogno di parlare con il signor Tony Marciano perché abbiamo un piccolo problema da risolvere. Che problema avete? In questo istante potete parlare con me. Voi circa una settimana fa, intorno alle 12:30, eravate fermi su un'area di servizio Sì? nei pressi di Fabbro, Arezzo, giusto? Sì, sì. Ed è nato Comunque un, sì. ed è nato un piccolo problema perché noi abbiamo un nostro collaboratore napoletano Sì? che tramite le riprese della telecamera è riuscito a vedere che questo signor Tony Marciano Sì? ha messo in uno zainetto 5 Mars, 3 buste di patatine e un deodorante per l'auto. Marciano? Ah, sta con voi Marciano? Infatti mi stai ascoltando e ha detto già siete pazzi. Sto ridendo perché penso che non esiste proprio. No, mi Sono scusi. io mi sono preso caramello, Smarties, ma quando mai? Ma non esiste No, no, proprio. mi scusi, facciamo una cosa. Io in questo momento sono in compagnia del mio collaboratore che lui è napoletano e vi ha riconosciuto. Ma voi chi Io, siete? Scusate, cioè, voi chi siete? ma per lei non è importante. Io Come non sono, è importante? Cioè, io devo, voi state chiamando sul nostro telefono, non è importante. e gliel'ho detto, sono un collaboratore di quest'area di servizio, quest'autogrill che si trova E nei io pressi di cosa avrei Arezzo. fatto? Cosa avrei fatto su quest'area di servizio? Allora, mi scusi, lei è stato visto che in uno Eh? zainetto ha messo di patatine, dei Mars e addirittura deodorante per auto. Ma io, già lo zainetto non lo porto proprio. Cioè, penso che state sbagliando. Cioè, Scusi, state proprio sbagliando ma di voi, brutto. mi scusi, voi eravate su quest'area di servizio nei Sì, pressi sì, di stavamo Arezzo? andando a cantare, tranquillo, sì. E allora adesso, Ci siamo fermati in varie pavesi comunque, cioè, non autogrill. Autogrill, cioè, allora mi scusi, adesso le per passo prendere questo, il caffè, per andare in bagno. io adesso le passo un attimino questo mio collaboratore che è di Napoli e le Ma spiega. passate un collaboratore vuoto. Pronto? Pronto, buonasera. Marciano? Sì, sono io. Marcia, sentite, io lavoro per quest'autogrill, mo tra poco vado pure in pensione. Voi siete un grande artista, ma Auguri. siete un grande artista, io vi ho conosciuto come artista, siete un numero uno, però, Grazie. però mi avete deluso per questo fatto che ti ha rubato in coppa all'aria servizi. Ma non esiste proprio. No, Vi no, siete no. proprio... Voi avete, Ma non allora, esiste, ma io mi va a rubare un profumo per la macchina, un deodorante, sentite, cioè... Marcia, sentitemi a me. Ma non esiste proprio. Allora, mentre voi state parlando, vicino Eh, a voi c'è sta pure in da telecamera, c'è sta un signore che è lenta, chi è? Tiene gli occhiali? io porto gli occhiali, ma non sono per la vista, sono occhiali così per Che se no, l'estetica. ho capito. Ma, Scusate, ma la cosa più scusate, importante è ma che io lo zainetto non lo porto, hai allora, capito? scusate, io non Come vi sono, chiamate voi? io mi chiamo Mario, Mario a servirvi. Allora, Ma Mario, ma, ma Mario, la cosa più importante è che io un zainetto non lo porto proprio. allora, signor Marcia, facetemi dicere una cosa, per piacere. Deciso. Allora, prima di tutto io ho detto occhiali, poi ha detto da visti non faccio l'ottico, io lavoro per quest'area di servizio. In questo preciso istante stiamo guardando che siete proprio voi, ecco, avete la la telecamera annante, state Non ho inserendo, capito. state inserendo... Sull'autogrill. Stiamo prendendo la registrazione, ma poi state inserendo nello zainetto delle buste di patatine, Ma quanto addirittura, mai? sì, 5 Mars vado a rubare, sì, Ma quanto mai? per me, per Ma me, non esiste per proprio. Cioè, me, ma 25 marzo che a cantare in mancia per può scappare pure qualcosa. Cioè, ma state per pazziando. me Cioè, avete capito? per me avete fatto una figura in merda, tutto quanto, tutto quello Ma voi perché, state sbagliando. no, Perché voi avete penso che... fatto una figura in merda perché avete Ma non rubato. nessuna figura in merda perché io non mangio pigliato niente. Cioè, state proprio sbagliando. Sentite, Io non mangio pigliato ma niente. voi Voi tenete, state di telecamere che non vanno buone. no, voi siete voi che annunziate pure perché io vi Ma... conosco. Io oggi, allora, sentitemi a me, voi quando siete venuti in coppa a pompa e benzina, stivano a parlare pure che stivano, non lo so, tutti a fare una festa, io faccio un dis. Poi quando mi hanno fatto fare i collaboratori, mi hanno fatto fare a ripresa, ho detto, mannaggia i cani cancelli, chi sta è Tony Marciano, come si permette di rubare in coppa all'aria Ma servizio? quanto mai? Ma non esiste proprio, non esiste proprio, non mi permettevo proprio. Ma Marcia, non mi permette mai, ci aveva Marcia. rubato i Mars, i patatine,
Cioè, ma state pazziando. Allora, cioè, Tony Marcia, sentitemi buono a me. Allora, per evitare una denuncia. scherzando? No, io sto facendo qualche, sto scherzando io, cazzo, io sto facendo vero, io sono una persona seria. Comunque io non faccio pigliare niente, state proprio tranquilli. Allora, statemi a sentire a me. Allora, per evitare una denuncia e per evitare una figura... Ma denunci che 5 marzo, ma io non faccio pigliare niente. Allora, sentitemi a me, collaboratori mi vogliono mettere in coppia social, sta ripreso mentre voi ha rubato. Quindi, Ma non giochi, potete mettere, comunque non mi ha potete mettere, fa tutto quello che avete voi. allora, vicino a voi, c'era pure un'altra persona, un altro signore. Chi era questo signore? È Mario sì. Bravo. E ha fatto ancora un'altra tragedia. E ma vi dica perché? Perché noi quel giorno abbiamo tenuto un problema con il benzinaio teneva scioglimento dei panzi e veniva in bagno. Issa che ha fatto, non lo so, segretario, come il benzinaio è chiuso in bagno, ha inserito la pompa in la macchina, si è fatto pieno e ve ne siete pure fiuto. Quindi voi... Sì, marcia. Ma comunque state scherzando, ma state pazziando. Marcia, stasera siete andati fuori. Marcia, venite. Allora, state a sentire. Venite a Arezzo e venite a cercare scusa. A Torino, allora Sì. Mario, sentimi bene, noi dobbiamo salire a Torino. E quindi? E quindi passiamo per sta parlare, come si chiama? Sta voi? Autogrill. Autogrill, e prima ma facite per me in telecamere, si sono io, ma pago marzo 2 volte, 3 volte pure, pago i 5 marzo 3 volte con le buste di patatine Allora. e con il profumo che hai detto che mangio pigliato. Ja, benzina. Avete messo pure 60 euro i gasoli e non l'avete pagato. Ma sci sempre in telecamera. No, allora vi dico una cosa, voi non mi credete a me, ma voi potete pure incazzare, questa rimane mattina vi pubblicano proprio in coppia sociali e vi mettono a voi che vi state a rubare i marsi, i patatini o deodorante e chi lato signor Mario, come ha detto voi Mario Trani. Ma non ci immanuia, Sì, te voi, non siamo noi, allora, hai capito? allora, E poi non pubblicate niente perché non ci immanuia. ma perché, scusate, ma perché se ma si pubblica che cazzo facete? Volete fare pure i guappatiella tutti e due, che facete? Però non pubblicate niente perché non ci noi, perché non bacim, cioè perché noi non ci cacchiamo la faccia per 5 marzo, per te busti di patatine e per profetto, per un profumo di deodorante. No, ma è una vergogna. Cioè, non Tony Marciano e non Mario Trana si mettono a rubare in coppa, ma stiamo pazziando, cioè, ora stiamo a fare, io mi stesso mettendo in scuola posto vuoto. Allora, state a sentire, ma vi passa una voto collaboratore, mi spiegate un attimo 2 secondi. Ma vi passa questo, allora. Ma chiamala se 5 marzo busti di patatine. Ma scusi, è Tony Marciano? Sì, buonasera. Mario Trani? Sempre noi. Siete vittima di uno scherzo telefonico di Savio Cavalli, ma avete fatto fa tutte e due. A te l'autogrill, io ti pigliavo pure a Valdarmi, io ti pigliavo. Mannaggia, miseria, mannaggia, mi fate fuggiare. Ma però io mangio pigliato sti marzi, capì? Non porto. Sei un grande, ti voglio tanto bene, un abbraccio. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, lei mi diceva tu sia vita mia, poi malassata così mi sapevi, con San Giuseppe